a collaborare con la magistratura. E andiamo ora in Veneto, da Padova, in diretta l'inviata Giulia Serenelli. Una Domenica delle Palme vissuta anche qui nell'intimità delle proprie case, le strade sono sostanzialmente deserte, noi ci troviamo davanti alla Basilica di Sant'Antonio, le porte sono aperte, alcuni fedeli entrano per prendere un ramoscello d'ulivo, ovviamente sospese le celebrazioni alla presenza dei fedeli, dicevate dei controlli, noi abbiamo affiancato una pattuglia dei Carabinieri di Padova durante un turno di notte, questo è il nostro racconto. Solitamente questa piazza è gremita di persone. È il ritrovo del sabato sera. Qua durante un giorno qualunque, fuori da questa emergenza già sarebbero molto evidenti assembramenti di... Invece adesso non c'è nessuno. Adesso come vedete è vuoto, non c'è nessuno. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Perché non va a dormire alla Caritas? Il buio e il silenzio, interrotti solo dalle luci dei lampioni e dalle poche voci di chi vive ai margini. La vita sospesa di Padova raccontata da chi queste strade le percorre ogni notte. Le strade si sono svuotate, i nostri interventi sono per lo più all'interno di case. Avremo una lite abbastanza urgente all'interno dell'abitazione, uno è armato e coltello. Non possiamo mai sapere lo stato delle persone che sono all'interno dell'abitazione, se sono magari sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol e soprattutto non trascurando che magari potrebbe esserci qualcuno positivo. Le ambulanze, i controlli, poche macchine, i motorini con in sella i rider. Questa è la notte della quarantena. E andiamo ora in Puglia, Bari.